cosa è? Sento la macchina l'ha rovinato. Sono stati minuti di panico quelli vissuti in via Circonvallazione Est tra Vedelago e Castelfranco, dove per sfuggire alla pioggia battente alcuni automobilisti hanno cercato riparo sotto la copertura del distributore Eni, non sapendo che di lì a poco le forti raffiche di vento avrebbero fatto il resto, facendo volare in aria i pannelli fotovoltaici posti in sommità e danneggiando la struttura stessa. Detriti sono caduti anche sulle auto, come racconta il gestore. Quando sono arrivato ho trovato il disastro. Pannelli scesi, macchine accidentate e niente, era sceso tutto, i gazebi volati via, pannelli sulla strada e l'altro lato della strada e così è successo. Ecco, un miracolo che nessuno si sia fatto male. Sì, questa è una bella cosa, che nessuno si abbia fatto male. All'Eni Station ci si è subito rimboccati le maniche, mettendo in sicurezza l'impianto tornato operativo dopo il mezzogiorno, un fenomeno localizzato in questo angolo di Marca Occidentale con la tromba d'aria che ha sradicato delle piante tra Salvatronda e San Floriano, dove si è registrato anche un lungo blackout e l'allagamento di un sottopasso. Come bombardata questa palestra in fase di apertura all'ingresso dell'area commerciale di Castelfranco, le vetrate sono di fatto esplose, a terra danni per migliaia di euro. La prima cosa da fare è quella di assicurarsi contro questi eventi accidentali che diventano, ripeto, sempre più frequenti. Avere una copertura assicurativa aiuta a limitare i danni che si patiscono. Qui è durato poco più di un quarto d'ora, tutto sommato la fascia è stata abbastanza circoscritta, ma non è sempre così. Intanto lo stesso Marcon valuterà l'attivazione dello stato di emergenza, anche se la priorità ora sembra il verde pubblico, troppe le tragedie sfiorate in questa estate. Specialmente nell'ambito della caduta alberi, questo sollecita anche le pubbliche amministrazioni nei vari censimenti che stanno facendo per cercare insomma di censire il patrimonio arboreo di ogni singolo territorio, perché bisogna in qualche modo cercare di prevenire anche questi fenomeni che via via diventano sempre più frequenti. Buona.